Allora, con noi Paola Fonzo, la sorella del direttore artistico, oggi riceve per la prima volta l'Ambito Premio. Allora, un commento su Woman Art Expo. Woman Art, scusatemi. Certo. Woman Art Expo. Allora, sì, io sono 2 anni che partecipo a questa manifestazione, anche perché mi sono dedicata a questi lavori proprio perché ho avuto modo di andare in pensione e appunto andare a seguire dei corsi proprio per lavorare prevalentemente con l'acquarello, ma anche con altri tipi di tecniche. Mi sono trovata benissimo con questo gruppo di artisti che ho conosciuto e ci siamo rapportati, confrontati, giusto per avere un attimo di più concretezza anche nei propri lavori. Di conseguenza io mi trovo proprio a mio agio in questo gruppo di lavoro. È un po' presto, ma sto comunque praticando e continuo a praticare la mia tecnica preferita, che è l'acquarello, e di conseguenza seguo dei corsi con altri maestri di acquarello che mi interessa seguire perché sono veramente capaci. Il premio, l'emozione almeno. Sicuramente, mio fratello mi ha un po' preso alla sprovvista, giustamente, e in effetti è stata un'emozione grande e mi ha fatto tanto piacere, d'altronde noi ci vogliamo. Arrivederci l'anno prossimo. Sicuramente, un arrivederci all'anno prossimo, magari con... io spererei di poter fare anche una personale, vediamo, di organizzare una personale di acquarello per me. C'è una dedica al premio? Un pensiero forte? Il pensiero è quello di poter continuare ad arricchirmi proprio attraverso anche questi premi, ma a consolidare quelle che sono le mie capacità, ecco, perché non si finisce mai di imparare.